Continuiamo l'intervista, abbiamo Thomas Crovadore del Montecchio Precalcino. Buonasera. Buonasera Thomas, allora un primo tempo molto difficile per voi, un po' teso, un po' di difficoltà, non riuscivate a trovare l'azione giusta e lo scambio giusto, poi una triangolazione micidiale e un'azione di un certo Thomas Crovadore hanno portato al vantaggio, quindi vi siete un po' rilassati, avete cominciato a giocare, o sbaglio? Sì, siamo partiti in svantaggio, loro comunque hanno difeso bene, hanno fatto il primo gol, poi subito noi volevamo riscattarci, abbiamo fatto un mister abbiamo fatto uno schema che abbiamo provato col mister tutta la settimana, è riuscito. Poi con un blocco a pochi secondi dalla fine del primo tempo siamo riusciti a entrare a fare il primo gol. E poi da lì ci è venuto tutto più semplice, abbiamo preso fiducia e abbiamo continuato a fare il nostro gioco. Esatto, ho visto comunque durante anche i time out mister molto calmo, vi dava le istruzioni ma ha mantenuto una calma che forse questo è riuscito fondamentale Per tenere il sangue freddo e non farci sentire la pressione della partita, riuscire a farci giocare diciamo meglio. Il secondo gol tuo, quell'azione presa qui da metà pista veramente eccezionale, insomma dobbiamo dirlo, ci è piaciuta tantissimo. Grazie mille. E ha sbloccato l'incontro sul 3-1, vi siete veramente rilassati, avete cominciato a giocare, o sbaglio? Sì, abbiamo iniziato a giocare, poi tutto ci sembrava più semplice ovviamente essendo in vantaggio e quindi abbiamo ascoltato il mister, abbiamo fatto tutti gli schemi che ci chiedeva e anche finalmente è venuta. Diciamo un'ottima partita con un ritmo forsennato dall'inizio alla fine e si è concluso con un risultato eclatante, molto buono sia per voi che per il mister. Sì, dai, è un buon risultato per noi, adesso continueremo, c'è il campionato tra poco e ci stiamo preparando per quello e speriamo di fare il meglio possibile anche per tutta la gente che viene a vederci, i bambini, per essere ispirazione anche a loro. Speriamo che Thomas faccia sempre questi 2 gol, questa doppietta. Grazie. E vi faccio un in bocca al lupo sia per la prossima partita ma soprattutto per il campionato e arrivederci. Ciao Thomas. Grazie Ciao, a te, buona serata. arrivederci a tutti quanti voi.